Buongiorno, bentornato sul canale. Oggi ci troviamo nelle Dolomiti. Cosa fai qua? Qua, vedi, guarda qua, si molla un momento la telecamera, arriva gente qui che ruba il mestiere, non va mica Questi bene. youtuber. Esatto, vedi, ormai ce n'è troppo in montagna, molli la camera lì su un sasso e parte subito uno con un video. Bene, come avete visto oggi sono con Matteo più altri due amici che, se mi segui da un po', li hai già visti, ci eravamo conosciuti La Marghe al bivacco Marchi Granzotto e Lorenzo. Sono moroso, Lorenzo. È il moroso. Bene, oggi sono su zona Zoldo, Val Zoldana, saliamo sul Civetta e siccome sono con Matteo dobbiamo farlo attraverso una ferrata. Oggi facciamo la ferrata degli Alleghesi, vediamo com'è, dicono sia una delle più belle delle Dolomiti, vedremo. Siamo partiti da Casera della Grava, in un'oretta e mezza circa siamo arrivati all'attacco, adesso ci imbraghiamo e iniziamo. A dopo. Imagine you right by my side. My vision fades, it's getting dark. On my skin you left your mark. You've come undone, you've had your fun. Sorry but you're not the one. Took my heart, get hit and run. Now I've got my shotgun. Going on in my life, the shame I feel is far too real. It's getting harder to conceal. When I'm alone, I close my eyes, imagine you right by my side. My vision fades, it's getting dark. On my skin you left your mark. You've come undone, you've had your fun. Sorry but you're not the one. Took my heart, get hit and run. Now I've got my shotgun. Bene, eccoci qua, dopo poco meno di 6 ore, 5 ore e 40 siamo arrivati. Ferrata lunga ma molto bella, ha un paio di passaggi, 2 principalmente, un po' più difficili ma per il resto molto divertente, si arrampica, si sale bene e poi il panorama, vabbè, cosa dire del panorama? Spettacolare. No, spettacolare. Sì, la ferrata ha solo il tratto del camino che è un po', Sì, quella sì. tecnico. Oggi giornata c'è andata dritta perché è nuvoloso, ma le nuvole sono alte, c'è un bel punto di rugiada comune per tutte le nuvole, quindi sono tutte più alte. C'è stato solo un po' il Pelmo è quasi sempre stato fuori dalle nuvole, solo la punta un po' dell'Antelau è andata sotto, ma per il resto poi vabbè, Sorapis, Tofane qui davanti, Lagazzuoi, poi dopo più sotto Col dei Boss, insomma tutte le montagne, qua vista pazzesca, poi verso la Marmolada, dopo qua mi spiavano un po' le Odle laggiù, Sassolungo, Sassopiatto, Pizboè. È veramente il catinaccio, panorama super 360, qui c'è Marghe Che non fa parte del panorama, Non faccio parte del e poi panorama. giù di là, insomma, super panorama.
Adesso ci siamo mangiati un panino, bevuti un taglio di vino per festeggiare e andiamo giù al rifugio Torrani. Bene, ormai siamo arrivati da un po', inizia anche a fare freddino come puoi vedere dalla bardatura qua. Siamo al Torrani, siamo arrivati, siamo stati qui un po' fuori intanto che batteva il sole, si stava ancora bene, adesso invece è abbastanza freschetto e pian pianino c'è il tramonto, il sole è già andato dietro in civetta, però qui dietro di me il Pelmo dà un gran spettacolo. La discesa dalla cima fino a qui non è banale, è una via normale, però insomma sono un po' di salti di roccia, ghiaino, bisogna stare attenti, però dai, insomma il grosso l'abbiamo fatto sulla ferrata. Adesso tra poco mangeremo, poi domani prenderemo la via normale per tornare giù dove abbiamo la macchina. Io adesso me ne torno dentro, ma prima ti lascio questo spettacolo. Bene, notte superata agevolmente, adesso abbiamo fatto colazione, rimesso tutto nello zaino, imbragati nuovamente e scendiamo per la via normale fino a Casera della Grava dove abbiamo lasciato la macchina. Ospitalità direi eccezionale qui al rifugio Torrani, gran bella cena, minestrone casareccio e poi vabbè, io ho preso formaggio e polenta, formaggio alla piastra e polenta. I compagneros qui uova e speck, tutto abbondante ed estremamente buono. E beh, poi dopo vabbè, dormito io bene, gli altri anche credo, e poi colazione, marmellata e burro e adesso siamo pronti a ripartire. A dopo. Let's take it slow. Where you go, I go too. And if you hit the bottom, I'm going down with you. Let's take it slow. Who cares where we gotta be? You know you'll have a good time wherever you're with me. Let's take it. Ask me how we got here, 'cause you don't know how. You say we're taking on water, yeah, we're sinking now. You're looking all concerned, like we're gonna drown. But we both know how to swim, no worries, let's flow for now. Let's take it slow, where you go, I go too. And if you hit the bottom, I'm going down with you. Let's take it slow. Who cares where we gotta be? You know you'll have a good time wherever you're with me. Let's take it. Bene, dopo 3 orette circa siamo tornati alla base, alla casera della Grava. Discesa per la normale, non tanto normale, buona, diversi pezzi di cavetto, però alla fine bisogna stare un po' attenti, però dai, si fa. Totale discesa circa, siamo stati 2 ore per la normale, poi un'oretta, un po' di meno per tornare qui alla casera. Un gran bel giro, come già detto alla chiusura ieri sera, ferrata molto bella, lunga ma veramente bella, consigliatissima, pagante. Fatela se andate da Venturino, se vi piace, sì, e poi sopra c'è Venturino, il rifugista. John Lennon, Pink Floyd,
e Metallica. Metallica. Tutti insieme nella stessa playlist. Spotify, spostati proprio. Esatto. Di là abbiamo il nostro amico Lorenzo, non so se riusciamo a vederlo. Ci Spiaggiato al saluta sole. con la birra. Birretta, sì, dai, è il classico, questo è il premio prima del pranzetto, prima di Dalla Longarone, linetta. dalla linetta. Bene, allora, io ti ringrazio per avermi seguito, uscirà o forse è già uscito il video anche di Matteo, segui anche lui, mi raccomando, e buon dai, ci vediamo nel prossimo video, ciao! A Ciao. presto. Ciao. And if you hit the bottom, I'm going down with you. Let's take it slow. Who cares where we gotta be? You know you'll have a good time wherever you're with.